c'è il telefonino, guarda, non ce l'hai. Sì, sì, lo so, l'ho visto anche al campo sportivo. Lo so, sì.
Andiamo in pace.
Santa Maria, Mamma de Déu, prega pro nobis los pecadores, como e a soia a morte nostra. Amén.
piena de gracia, su Señor es con te. Bendita es tú entre todos las bendita. Bendito es su fruto, esas entrañas valientes. Deus te salve María, piena de gracia, su Señor es con te. Bendita es tú entre todos las bendita. Bendito es su fruto, esas entrañas valientes. Ok, ma cosa buco? Ma vai che non fa buco qua.
cazzata pure siamo, se no. Scusa, sto registrando in diretta, non è che mi posso spostare, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del
del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine di Tours, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
che celebra le sue lodi. Tu sei e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua, là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male, e ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere impio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Beato chi cammina nella legge del Signore. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti, parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma noi, Dio, le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della gela. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice è alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella gela. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella gela. Fu pure detto che ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione legittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo scapello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no, più di più viene dal maligno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Celebrare Maria, la Madre di Gesù Cristo, quale antica patrona di Gardelli, ci richiama alla mente il tempo passato. Senz'altro credo che sia un tempo molto lungo, nelle quali generazioni e generazioni hanno vissuto come noi oggi viviamo questa festa. Nostra Signora di Lourdes, Nostra Signora delle Torri. Credo che qui, in questo sito, c'erano delle torri. Le torri hanno una funzione ben precisa,
ma anche oggi abbiamo bisogno delle torri, non costruite, ma quelle torri umane che si ispirano alla Beata Vergine Maria, ma si ispirano soprattutto al Santissimo Crocifisso, che è la vera e unica torre. Anche Maria la ricordiamo come torre di Davide. Proprio questo impegno, questa caratteristica, questa nota che la contraddistingue, umile ancella, ma sempre attenta. Possiamo dire che dalla guardia del corpo di Gesù, sempre al suo seguito fino alla croce. E allora che cosa ci insegna questa antica festa a una comunità che ieri si è unita al Gruppo Pastore? Perché non è che abbiamo preso impegni, perché è difficile prendere impegni di fronte a Dio, è difficile. Cerchiamo sempre invece di metterci alla sua sicurezza. Se la strada è sbagliata lui. E noi non abbiamo nessuno colpa. Però prendere impegni, a volte mi sembra che solenti, non conviene, perché gli impegni di fronte a Dio richiedono una fede ferma, solida. Neanche i grandi santi penso che abbiano preso impegni espliciti nei confronti di Dio o del Signore. San Pietro, che aveva pronunciato e preso solennemente l'impegno di seguire Gesù, Gesù stesso lo ha richiamato e gli ha detto che quando era giovane andava dove voleva andare, ma Dio qualcun altro l'avrebbe guidato. Allora Maria, che è un riferimento importante nella Chiesa, come deve essere riferimento nella vita di ciascuno di noi, è la creatura più vicina a noi, è la creatura che nella sua tenerezza di madre ci accoglie, ci coccola, ci guida. E Maria non deve essere una semplice icona devozionistica, ma dobbiamo entrare nella sua spiritualità, perché cambi la nostra spiritualità, una spiritualità forte, giusta, una spiritualità che ha il coraggio di parlare, di dire sì, sì, no, no, come ci insegna il Vangelo. Una spiritualità che ci porti ad essere dei veri testimoni tra la nostra gente, tra il nostro popolo. Una vera spiritualità che ci insegni a rispettare il ruolo della donna. Il ruolo della donna non è circoscritto alle mura domestiche. Intanto a papà intimitato, anche ieri sempre, vicino a Sassari, un altro femminicidio.
ultimamente il Papa si interroga quale altro ruolo può avere la donna nella Chiesa. Perché la donna, già qualche donna, occupa dei posti importanti nella Curia Vaticana. Ma forse il Papa, nella sua visione di Chiesa universale, pensa anche che le donne possono svolgere altri compiti più importanti. C'è stata una levata di scudo per il celibato dei preti. Non è materia di fede, è una tradizione della Chiesa cattolica. Ma il Papa se lo pone il problema. Quella visione universalistica, dove ci sono comunità di cristiani che ricevono l'Eucaristia una volta ogni 4 anni. Qui se saltiamo la domenica, apriti cielo. Bene, se pensiamo a Maria nel Vangelo, Maria, una donna che ha portato avanti la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà. Ma la volontà di Dio qual è? Se non amore. Un amore che non meritiamo, però lui ce lo offre quotidianamente. Così come Maria ci offre la sua tenerezza, il suo amore, la sua docilità, il suo sì, il suo fiat. Aspetti che noi dobbiamo interiorizzare nella nostra vita. Il cristianesimo o è dinamico, o è vivo, o è una perdita di tempo. Vediamo veramente di raccogliere tramite questa festa, sì, la facciamo tutti gli anni, però tutti gli anni cerchiamo di prendere qualche impegno. Attraverso questa festa ripensare al nostro essere cristiani, ognuno nel tempo che può, certamente. Infine vorrei dire grazie a Raffaella, a Giancristian per il loro impegno non facile, considerate le condizioni di Giancristian, che ti senti miracolato dalla Vergine di Tours. Ringraziamo anche i familiari di Raffaella che ci sono stati vicini e che hanno cercato di fare il possibile, e certamente continueremo con una bella festa. È stata anche una bella novena, non perché ieri c'era il vescovo, ma perché noi ne abbiamo celebrato 8 giorni, lui un giorno soltanto. Ed è stata una novena dove la parola di Dio non è mancata, dove la gente si è avvicinata all'Eucaristia. E poi quello che mi meraviglia, una nota positiva, non penso che sia l'unica, ma una nota positiva è questa presenza maschile. Ci sono comunità che hanno il triplo degli abitanti di Galtellino,
Insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, il pieno compimento della legge di Dio è il cuore che ama la verità. Chiediamo al Padre il dono dello Spirito perché ci insegni a scegliere sempre ciò che è meglio per noi e per la nostra salvezza. Preghiamo insieme e diciamo: donaci il tuo Spirito, o Padre. Per la Chiesa di Dio, perché i suoi ministri siano di esempio nell'osservare e amare con tutto il cuore la legge del Signore. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, o Padre. Per i responsabili delle nazioni, perché operino sempre nel rispetto dell'uomo, della pace e della giustizia di Dio. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, o Padre. Per i piccoli e i poveri, perché sperimentino la benedizione di Dio che a loro per primi rivela i misteri del Regno. Preghiamo. Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, perché assuma nelle azioni e nei giudizi lo stile di Dio, che è carità e perdono smisurato. Preghiamo. Vorrei pregare e affidare le anime dei cari defunti, della famiglia di Raffaele e Gian Cristian, alla misericordia e alla bontà del Signore, perché possano godere della felicità eterna nel regno dei cieli. Preghiamo. Dio onnipotente, accogli la nostra preghiera. Il tuo Santo Spirito ci insegni a guardare al mondo con i tuoi occhi e ad amare i fratelli con il tuo cuore, per Cristo nostro Signore.
Vi offriamo con gioia al Padre il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della madre del tuo figlio. Un cambio della nostra umile offerta, donaci un'esperienza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere, fonte di salvezza, a renderti grazie, Padre, per le meraviglie che hai operato in questi anni. Ma è soprattutto dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, congedo all'umile tua serva, per mezzo di lui ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. Noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode a ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza del tuo Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua ad radunare intorno a te il popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, il tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eredi, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonello, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu eredi. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli per prego i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche